Presentato qualche giorno fa dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen il piano europeo di ricollocamento degli immigrati, che andrà a sostituire il Trattato di Dublino. Responsabilità e solidarietà, questi i cardini sui quali vuole costruire il patto per la migrazione presentato nelle linee guida dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Servirà a ricostruire la fiducia tra gli Stati membri e i cittadini europei e che quindi interesserà anche la nostra Italia e la nostra regione. Con il programma per migranti e richiedenti asilo, ha sottolineato la responsabile della Commissione europea, si volta pagina su una gestione sinora basata sul Trattato di Dublino, ma che oggi non funziona più. L'immigrazione è un fenomeno sempre esistito, ma oggi è molto più complesso e prende atto Ursula von der Leyen e ha bisogno di un approccio diverso basato sul coinvolgimento di tutti i Paesi membri, sia per i collocamenti che per i rimpatri. Le regole per la determinazione dello Stato membro competente per una domanda di asilo dovrebbe far parte dunque di un quadro comune e offrire più strumenti flessibili per aiutare gli Stati membri ad affrontare le maggiori sfide. È urgente, questo è l'auspicio della von der Leyen, un accordo politico sui principi chiavi da concludere entro quest'anno. Vanno abbandonate le soluzioni ad hoc, ha detto ancora, che devono lasciare il passo a un sistema di gestione delle migrazioni ben organizzato e affidabile. L'Unione Europea, nel nuovo patto sull'immigrazione, cercherà di promuovere partenariati su misura reciprocamente vantaggiosi con i Paesi terzi. Questi aiuteranno ad affrontare sfide condivise come il traffico di migranti, a sviluppare percorsi legali e affronteranno l'efficace attuazione degli accordi e delle disposizioni relative alla loro riammissione. L'Unione Europea e i suoi Stati membri agiranno dunque in un'unità, utilizzando un'ampia gamma di strumenti per sostenere la cooperazione con i Paesi terzi in materia di riammissione. Sinora il Trattato di Dublino prevedeva che fosse il Paese di primo sbarco ad assegnare la qualifica di richiedente asilo del migrante. Tra i punti controversi del piano annunciato dalla von der Leyen, l'obbligatorietà da parte dei Paesi membri di accettare il collocamento pro quota dei migranti accolti. Le nazioni che rifiuteranno di accogliere i migranti dovranno accollarsi il rimpatrio di coloro che non terranno la qualifica di richiedenti asilo. L'obiettivo del nuovo patto per le migrazioni è quello di non far gravare tutto il peso degli arrivi sui Paesi di primo ingresso e inneccare meccanismi di solidarietà, un punto questo che ha già suscitato l'opposizione di nazioni come l'Austria, che ha già fatto sapere di non condividere la politica dei ricollocamenti. Immediata anche la risposta della Francia, che si appella a una maggiore solidarietà europea per alleggerire il peso sui Paesi di primo ingresso come appunto Italia e Grecia.